La nostra epoca passerà alla storia come l'epoca delle fake news, le notizie false. Fake news che sono importantissime perché condizionano la vita moderna. Ci sono paesi che addirittura riescono a modificare le elezioni di un altro paese grazie alle fake news. Paesi che influenzano, diciamo, altri paesi per quanto riguarda, ecco, il commercio. Ci sono partiti che gettano fango con le fake news su altri partiti avversari quindi praticamente le fake news diventano uno dei problemi più seri della nostra epoca, che però nessuno ha interesse di andare a risolvere, approfittando del fatto che non è facile distinguere una notizia vera da una falsa, soprattutto perché spesso e volentieri la realtà supera la fantasia. Cioè, una famiglia adotta una bambina di 9 anni e dopo circa un mese scopre che si tratta di una nana di 22 anni. Cioè, sembra una barzelletta, non è così, è accaduto nel 2019. Sempre nel 2019 è successo che un anziano di 87 anni è stato investito e la cosa, ahimè, ci ha rimesso pure la vita. È successo in Veneto. Ha fatto sorridere un po', diciamo come un anziano investito fa sorridere, sì, perché l'investitore ne aveva di anni 89. Ditemi voi quando è che può capitare un'altra coincidenza di questo genere. È difficile, ripeto, è difficile. Allora facciamo un gioco. Io vi racconto una cosa e voi mi dite se è vera o se è falsa. Per esempio, di prima mattina sulle strisce pedonali un tizio sta attraversando, arriva una ragazza con un'autovettura, boom, lo prende in pieno e gli spezza una gamba. Scende dalla macchina, lo raggiunge, mi creda, mi sono distratta un attimo, mi dispiace. La ragazza alza gli occhi, vede sull'altro marciapiede che c'è scritto studio medico, guardi, ne possiamo approfittare. E c'è uno studio medico, per fortuna c'è un dottore che la può subito soccorrere. Al che il poveretto con la gamba rotta si solleva e dice: ma vaffanculo, il dottore sono io. Ora, è vero o è falso? È vero, è vero. E vi posso dire che è successo pure a Palermo e anche in via Pindemonte. Quindi, come vedete, sembra una barzelletta, ma barzelletta non è un fatto vero. E parto trigemellare all'ospedale a Palermo. E il medico tira fuori il primo gemello, gli dà lo schiaffetto sul culo e lo dà alla NURS. Secondo gemello, schiaffetto sul culo e lo dà alla NURS. Aspetta il terzo e non lo trova. Un minuto, 2 minuti, fino a quando, visto che sveglia la donna, la partoriente, il medico chiede alla donna: signora, ma siamo sicuri che erano tre? Io così sapevo dall'ecografia che erano tre. Ma intanto il terzo non arriva. Un attimo che vado a vedere l'ecografia. Mentre si allontana, diciamo, il medico, esce fuori il terzo bambino dal grembo materno e chiede: se io che due una tempolata. Ora, è vero o è falso? È chiaro che è falso, non è vero. Però diciamo, non è che è falso perché il bambino parla, perché già ormai quasi in fasce già parlano, sono di una generazione diversa. La verità è che se era ammucciato da ridere, come vedeva che la voce lui picchiavano tempolante. Ecco, quindi ragionandoci, in fondo la fake news può venire a galla, si può scoprire. Vi racconto il fatto come me l'hanno raccontato. Paesino montano, caserma dei carabinieri. Il maresciallo mentre va in giro vede che l'appuntato che sta scrivendo una denuncia da parte di una signora ha la borsa calda sulle ginocchia. A questo punto, appena la cittadina se ne va, si avvicina all'appuntato e su mancia senza pane. Ma siamo impazziti! Ma che cosa fai con questa borsa calda sulle ginocchia? Maresciallo, non funziona il riscaldamento, c'è freddo, siamo a dicembre, io stiamo morendo freddo, e mi sono fatto dare questa borsa calda a mia nonna. E la puoi restituire a tua nonna, perché noi siamo carabinieri, siamo l'arma, noi dobbiamo essere temprati a qualunque temperatura. Che cos'è la borsa calda sulle ginocchia? Devo avere la borsa calda, allora ma lo risolva lei il problema, perché io sento freddo, perché lei passeggia qua in caserma, io sto qua fermo a scrivere al computer e sento freddo. E come potrebbe essere? Quale potrebbe essere la soluzione? Il maresciallo ci riflette un attimo. Sai che ti dico? Hai un amico, un conoscente, un parente che ti può prestare un gatto? Ti fai dare il gatto, te lo metti sulle ginocchia, che ti tiene caldo. A questo punto, anche se i cittadini ti vedono, penseranno: guarda, i carabinieri sono animalisti, i carabinieri amano gli animali e ci facciamo pure figura. Grazie. Dopo 2 giorni il maresciallo passa e vede l'appuntato con un gatto sulle ginocchia. Gli si avvicina e dice: hai visto che la soluzione era più facile di quanto potessi pensare? E l'appuntato: facile. Lei non sa che ci fosse perché in chi lo acqua caura.